Nemmeno il tempo di votare in Senato il decreto mille proroghe, che è già iniziata la rivolta dei sindaci e poco importa il colore politico. Siano di destra o di sinistra, la rabbia sta montando contro la sospensione delle convenzioni del bando periferie, con la richiesta di un rinvio al 2020 dei fondi destinati ai diversi progetti per rilanciare le aree urbane. Misura votata a larga maggioranza anche, come mostrato da un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, dal senatore leghista Andrea Ostellari, dagli esponenti del Partito Democratico, che in passato con i governi Renzi e Gentiloni volle proprio il bando. In Veneto sono quasi 150 i milioni che i comuni vedono allontanarsi dalle loro casse. Per tutti parla la presidente di ANCI Veneto Maria Rosa Pavanello. Ci preoccupa molto quanto sta succedendo. Il rinvio, dice, rischia infatti di mettere in difficoltà molte amministrazioni comunali che avevano programmato gli interventi. Non si può tornare indietro, continua la Pavanello, perché significa togliere risorse alla riqualificazione di zone degradate. L'ANCI Veneto si appella ai parlamentari veneti perché intervengano e intende avviare un dialogo ed organizzare un incontro con i sindaci per trovare una posizione condivisa. Più attendista al momento il governatore del Veneto Zaia. Si legge dell'incostituzionalità, si dice che il congelamento, e da quello che ho letto anche dalle dichiarazioni di esponenti del governo, è solo un rimandare al 2020 il finanziamento. Il congelamento avviene per l'incostituzionalità della norma. Dall'altro apprendo che non tutta l'operazione aveva la copertura finanziaria e poi infine c'erano 96 comuni. È pur vero che il governo ha aperto invece per il finanziamento e dar modo di investire a 8.000 comuni. Definisce invece molto grave questo congelamento Maria Rosa Barazza, presidente dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana. Perdiamo tanti soldi che già, almeno per la città di Treviso, mi pare erano già destinati, c'era già una pianificazione dei progetti e di tutto quello che poi sarebbe seguito. Si progetta, si pianifica e poi salta tutto. Non si può continuare così, credo che una mobilitazione ci sarà. 14 milioni di euro i soldi che Treviso avrebbe voluto investire per la riqualificazione di Santa Maria del Rovere e Selvana, progetti che ora rischiano di finire chiusi in un cassetto. Ovviamente non posso essere soddisfatto di questo emendamento perché di fatto penalizza Treviso. Conte, che ha già preso contatti con i colleghi di Verona e Vicenza e che si dice pronto a farsi portavoce dei cittadini. Per far sì che attraverso anche i nostri parlamentari si possa sbloccare si possono sbloccare questi fondi. In tutta la faccenda Conte trova però un lato positivo. Se questo rinvio consente alle amministrazioni di poter agire e modificare i progetti, non nascondo che ne sarei felice, anche perché noi abbiamo ereditato una progettualità dalla precedente amministrazione che non ci convince.